Rapina a mano armata ieri sera in una casa di Campocroce di Mogliano, presa di mira una coppia di anziani col figlio che i banditi hanno immobilizzato, lasciandolo a terra legato mani e piedi. A Villorba invece i banditi in 10 minuti hanno portato via da un'abitazione una cassaforte di 2 quintali con dentro fucili e munizioni, lanciandola letteralmente dal piano rialzato, ingenti i danni. Ladri in azione ieri sera anche nella sede di Preganziol del distretto sanitario, fatta saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket, bottino di circa 6.000 euro. 2 carabinieri sono rimasti leggermente feriti nella colluttazione con un malvivente sorpreso a tentare un furto in abitazione a Montebelluna. Ad allertare i militari un vicino, in manetta è finito un 29enne. A Villa Margherita Inclusiva è inaugurato un presepe di 8 metri dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, l'opera dell'artista cortese presente il papà Gino. Dopo lo sciopero del 5 dicembre, oggi altre sigle sindacali di medici e veterinari hanno proclamato 24 ore di mobilitazione. Negli ospedali della Marca saltate una ventina di sedute chirurgiche. Celebrerà la messa della vigilia di Natale nel piazzale della stazione dei Pullman il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, un segno di vicinanza ai marginati e senza dimora insieme alle associazioni che li accolgono. Ben ritrovati, eccoci, buonasera in diretta da studio, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con la pagina, l'avete sentita, corposa di cronaca di questa sera, vi sottopongo il sondaggio in vista della nostra trasmissione di Politica Ring in onda dalle 21. Dopo Zaia, per la regione un candidato di Fratelli d'Italia? Continuate a rispondere a questo quesito che vi sottoponiamo da questa mattina. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come sempre l'esito poi nel corso di Ring dove gli ospiti lo commenteranno. Allora andiamo alla cronaca, lo avete sentito, una rapina a mano armata ieri sera in una casa di Campocroce di Mogliano con una coppia di anziani presa di mira insieme al figlio che i banditi hanno legato e immobilizzato a terra. Quando che tolgo il mio sete perché ho il pacemaker, ma soffro tanto di ansia. E poco ho visto mio figlio di stirare in terra, non che dico cosa che ho provato. È ancora scossa la signora Lauretta per la rapina a mano armata subita ieri sera poco dopo le 18 nella sua casa di Via del Cristo a Campocroce di Mogliano. In quel momento con lei c'era il marito e il figlio Andrea, proprietario di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata appena fuori dalla porta. Sentimmo un gran botto e che tirava un colpo di pistola fuori. E dopo un boom. E qua la porta già era chiusa, col piede e che dà un spentone e si era rotto il portoncino e si è venuto dentro. Mi arriva qua uno che aveva appena gli occhi fuori, barretta, sciarpa, tutto guanti, e mi dice: qua pistola, stia ferma, se non ne facciamo niente. E già in 3, dove andai idea, i legame fio, mani e piedi e di stirare per terra. Siccome che soffro di cuore, ho detto, mi bisogna che tolga il giussette. E ora che mi fa sto qua, andiamo a prendere le goccette, sono andata a tolto il giusse, che ho visto mio figlio in terra, mi è venuto da morire, dico la verità. E quei altri due andai di su e ga rabaltate tutto, ma noi ga trovassi, avevo un girocollo, una catenina, poca roba. 150, 120 sul portafoglio mio, 70 su quello di mio marito, però in nega rabalta tutto e dopo in nega porta via i cellulari, sia mio e dopo a macchina del mio figlio. Banditi quasi sicuramente immigrati dall'est Europa. Parlavano anche abbastanza bene un dialetto, però non erano italiani. Prima di fuggire hanno disattivato anche questo telefono. Nega cavare il telefono di casa, buttare in terra, staccanca a stua aperta che già era attaccata e spento la luce.
e si partì con la macchina di mio figlio. Probabilmente era l'auto del figlio il vero obiettivo della banda, anche se le indagini dei carabinieri di Mogliano si stanno sviluppando su più direzioni. Alla signora Lauretta ora rimane la consapevolezza che non aver opposto resistenza è stata la scelta migliore per lei e la sua famiglia. Da qui un consiglio, soprattutto alle persone anziane. Come noi altri, che sta tranquilli, che faccia quello che dice, se no te copa. E malviventi in azione ieri sera nella sede di Preganziol del distretto sanitario, dove è stata fatta saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket. La cassa automatica per pagare il ticket sventrata, le monete ancora sparpagliate sul pavimento, tutti intorno alla devastazione provocata dall'esplosione. Assalto nella notte al distretto sanitario di Preganzioli in via Palladio, dove alcuni malviventi sono entrati dopo aver scassinato la porta d'ingresso posteriore dello stabile e dopo aver posizionato dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico per il pagamento di ticket e prestazioni sanitarie. Hanno fatto saltare un punto giallo che è quello dove noi ovviamente abbiamo il contenitore dei soldi, delle varie prestazioni ticket che il cittadino fa. Hanno portato via, immaginiamo, una cifra che è sopra i 5-6 mila euro e purtroppo hanno reso inagibile chiaramente la macchina stessa. L'azienda sanitaria è assicurata contro questo tipo di eventi e tra l'altro non è la prima volta che accade. Qualche tempo fa era stato preso di mira il distretto di Villorba. Adesso andremo a potenziare ovviamente la sorveglianza sia con le telecamere che utilizzando i nostri vigilantes in modo tale che passino più spesso per verificare appunto queste sedi periferiche. Stanotte a Preganziol l'effrazione ha fatto scattare l'allarme del distretto collegato ad un istituto di vigilanza privato. Subito sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini della videosorveglianza sono a disposizione dei carabinieri che stanno indagando. Da questa mattina c'è un uomo del corpo intercomunale di polizia locale che sta lavorando assieme ai carabinieri a visionare le immagini delle telecamere. Abbiamo telecamere per la videosorveglianza, abbiamo targa system non distante da qui. Ci auguriamo che incrociando i dati anche di questi sistemi tecnologici si riesca a individuare chi ha compiuto questo gesto. A Montebelluna invece un furto sventato grazie alla chiamata di un residente e all'azione tempestiva dei carabinieri che per bloccare il ladro hanno rimediato alcuni giorni di prognosi. È stato grazie alla tempestiva telefonata di un residente ai carabinieri che segnalava la presenza sospetta di una persona nei pressi di un'abitazione in via dei Soster a permettere ai carabinieri di cogliere in flagranza il ladro. Sono riusciti a fermarlo, ma non senza difficoltà. Una pattuglia di Crocetta del Montello, arrivata sul posto dopo la segnalazione, ha notato qualcuno alzare e poi chiudere la tapparella della casa. I due militari si sono posizionati per bloccare le vie di fuga, riuscendo così a fermare un uomo che alla vista del primo carabiniere ha subito gettato a terra una coperta con all'interno degli oggetti, scavalcando la recinzione e tentando di scappare, ma finendo per essere bloccato dal secondo militare. Così ne è nata una colluttazione. L'uomo è un 29enne di origini albanesi residente a Montebelluna, non nuovo ad episodi simili. I due carabinieri hanno rimediato diversi giorni di prognosi in ospedale. Nel corso della perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri ed un paio di torce. Una volta entrati nella casa per una successiva perquisizione hanno trovato anche guanti e un cacciavite. L'uomo era riuscito a trafugare 3 quadri, un vassoio ed un piccolo elettrodomestico. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario, l'arresto è stato convalidato. Il 29enne si trova ai domiciliari con le accuse di furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per rafforzare la presenza dell'arma in zone già colpite nelle scorse settimane da furti e intrusioni in abitazione, è operativa da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto in supporto ai colleghi della Territoriale una squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Stanza a Mestre. Una decina i militari che sono già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strade e pattugliamenti nei comuni di Imiane, Fara di Soligo e Moriago. A Villorba, in un'abitazione privata, ancora una volta, i banditi in 10 minuti hanno di fatto portato via di peso una cassaforte da 2 quintali con dentro fucili e munizioni. Se arriviamo fuori, in 10 minuti, i gaverto, i spacca, i porta via e così arrivai, non c'era più nessuno, 10 minuti di orologio.
Dopo quello che gli è capitato non se la sente di aprire Luciano Bruniera, perché proprio non si aspettava che giovedì sera, mentre lui era a cena con la moglie e il figlio era appena uscito per una commissione, i ladri sfondassero questo finestrone, ma soprattutto avessero nel mirino la sua cassaforte con dentro fucili da collezione e relative munizioni. Un armadio di acciaio da oltre 2 quintali al piano superiore della sua villetta di Via da Vinci, a 2 passi dal centro di Carità di Villorba. E viene a Germania, mi avevo tolto l'armeria con Jan Regina e pesa vuoto, a dichiarare, pesa 1,5 quintali. Metti 10 anni, arriveremo anche a 1,80. Comunque, e poi alzarlo, perché mi so che lo porto su, tanto mi ha toccato cavare la porta. Però io non appiglio quel man, perché il tessile è tutto sinistra. In 4.000, minimo che sia sta in 4. E io ho porta giù. Io rovinato che dico perché dico che io faccio. Immagino. Portare la tromba d'aria, messo su rimane e butta basso e dopo che sei altri 20 metri. Quindi per quanti danni? Danni parecchi, dei armi che danno una cifra elevata. E questo è il risultato del volo della cassaforte sul pavimento e il relativo trasporto all'esterno. E tutto in tempo record, appena 10 minuti verificati dai sensori sparsi in tutta la casa, ma soprattutto dalla tempestività del figlio, rientrato immediatamente una volta scattato l'allarme. Ora il signor Luciano spera che la cassaforte venga ritrovata integra, perché è davvero difficile aprirla. Non sei, adesso fa la normativa, pesa 45 kg. Qua, se pensi che avevo 30 anni l'armadio, ieri i primi cosa io fuori all'obbligo, ieri i primi, basta, da pagare il signore che viene, perché dice più anni che resto. Fin qui la cronaca, lo avete sentito, dei colpi messi a segno e anche sventati. A lezione di volontariato con l'associazione Furti in Corso sono andati invece i ragazzi di una terza del liceo del Duca degli Abruzzi. Che è diventato anche lì un discorso tra i ragazzi e noi per vari furti e come poterli sventare per assurdo anche loro, e anche delle esperienze personali in casa, perché qualcuno purtroppo, ahimè, aveva vissuto anche quella. Incontro con il presidente dell'associazione Furti in Corso per una classe terza del liceo scientifico del Duca degli Abruzzi. Iniziativa nata nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Un dialogo di 2 ore con i ragazzi che ha avuto come focus centrale del tema il volontariato, ma anche lo scambio di idee e opinioni sul fenomeno dei furti che sempre più in questo periodo sta toccando la Marca. Abbiamo iniziato ad affrontare i temi che affrontiamo anche normalmente nelle serate, però in versione giovane, no? Quindi come poter appunto dare una mano in famiglia, ai nonni, se sono vittime di truffe, come anche imparare loro stessi già a riconoscere delle persone che possono essere sospette, e li ho trovati molto più preparati di quello che mi aspettavo in realtà, quindi sta nascendo una generazione molto sveglia e attenta. Curiosità e partecipazione soprattutto perché, anche se non ancora adulti, i ragazzi, oltre che dare una mano al prossimo e non voltarsi dall'altra parte, spiega il presidente dell'associazione, possono contribuire a creare un clima di comunità, anche segnalando alle forze dell'ordine situazioni ambigue o pericolose. Non fare gli eroi dunque, ma esserlo nell'aiutare gli altri. Abbiamo voluto fare questa associazione per dare una mano al prossimo, e così è stato in realtà, cioè nel senso anche oggi abbiamo voluto insegnare ai ragazzi che 5 minuti del loro tempo da dare a un amico, a un parente, a una nonna vuol dire tutto, cioè il famoso sociale, dare una mano, senso civico che sempre ci distingue anche noi di Furti in Corso, e lo abbiamo trasmesso. Voltiamo pagina, andiamo sulle strade. Il carico d'acciaio perso sull'asfalto, non si sono registrati feriti ma grossi disagi e lunghe code all'alba sul passante di Mestre. Si sono formate lunghe code intorno alle 6, poco prima dell'alba, lungo il passante di Mestre in direzione Milano, all'altezza del comune di Preganziol, dove un auto articolato ha sbandato perdendo sulla carreggiata il suo carico di acciaio. I rallentamenti tra l'allacciamento con la A57 e lo svincolo di Preganziol. Il traffico in A4 proveniente da Trieste è stato deviato sulla tangenziale di Mestre per evitare ulteriori incolonnamenti. L'episodio non ha provocato feriti e non risultano altri veicoli coinvolti. Il mezzo pesante ha sbandato scontrandosi contro le barriere di sicurezza. Il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto sul posto a chiudere 2 corsie di marcia. Gli ausiliari della viabilità di CAV hanno fatto defluire il traffico sulla prima corsia e in quella di emergenza, ma le code sono arrivate fino a 3 chilometri, mentre si è dato avvio alle operazioni di rimozione del materiale perso sull'asfalto e di pulizia del manto stradale, così da ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il passante.
E sono 4 gli automobilisti sorpresi al volante sotto l'effetto dell'alcol dai carabinieri nel corso dei controlli del weekend. A Castelfranco un guidatore è risultato positivo all'alcol test con un tasso pari a quasi 2 grammi litro. Per lui denuncia, ritiro della patente e sequestro del veicolo. Con sé aveva anche un minimo quantitativo di stupefacenti. Sempre a Castelfranco denunciata una 29enne sorpresa con un tasso di 1,30, anche lei patente ritirata. A San Biagio denunciato un 27enne del Veneziano con un tasso maggiore di 1,50, anche per lui ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo, mentre a Treviso una 34enne controllata in via Mandruzzato è risultata positiva con un tasso superiore a 1. Allora, adesso andiamo a Mogliano, dove ha destato indignazione tra la popolazione l'atto vandalico che ha avuto come oggetto i tavolini di una pasticceria da parte di una banda di ragazzini. Viviamo in una società che non è più conforme ai nostri tempi, anzi si vive nella prevaricazione sulle cose, tutto diventa facile per loro, però non è così. In qualsiasi momento, in qualsiasi posto ti giri, un disastro. Poi fanno molto effetto questi gruppi, perché ci sono tanti bravi ragazzi. Non si vive più bene, non siamo più padroni di casa nostra, questa è la pura realtà. Per quanto le forze dell'ordine facciano il suo lavoro, però siamo veramente in una situazione disastrosa. C'è indignazione e sconforto tra i cittadini di Mogliano dopo l'atto vandalico compiuto la notte di sabato da una trentina di ragazzi in piazzetta Pio X. Si erano ritrovati nel plateatico della pasticceria Moderna, a quell'ora chiusa, dove probabilmente presi dalla noia si sono scagliati contro i tavolini del bar, rompendone uno. Urla e schiamazzi avevano allertato i residenti degli appartamenti circostanti, che hanno subito chiamato i carabinieri. Prontamente intervenuti sul luogo hanno provveduto a schedare alcuni dei ragazzi presenti. Un danno di circa 200 euro hanno stimato i titolari della pasticceria, che dopo l'accaduto hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. L'umore in città resta teso per l'ennesima notizia di un atto vandalico. Fenomeni di aggressioni contro cose e persone che sono sempre più all'ordine del giorno. Basti pensare ai ragazzi che si danno appuntamento a Piazza Borsa a Treviso, alle pensiline delle fermate dell'autobus di Viale Europa, prese nuovamente di mira dopo essere state riparate da altri vandalismi che risalgono a circa un mese fa. Intanto anche l'amministrazione comunale di Mogliano ha portato la propria solidarietà alla pasticceria, che il giorno dopo l'accaduto ha subito ripreso la sua attività. Andiamo ora in diretta dal nostro Lucio Zanato, che insieme a Nicoletta Rizzetto si trova a Villa Margherita inclusiva, realtà fortemente voluta dalla nostra Mirella Tuzzato, dove è stato inaugurato un presepe dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, la vedete nelle immagini, e dove era presente questa sera il papà Gino Cecchettin. Lucio, buonasera. Buonasera Lina, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Come vedete l'immagine di Giulia campeggia davanti a questo presepe, un presepe davvero particolare, un presepe che tocca il cuore. Mirella Tuzzato, intanto questo presepe cosa vuole raccontare? Perché c'era sì Gino Cecchettin, ma c'erano anche tante altre associazioni. Sì, è stata una serata particolare proprio perché il presepe rappresenta i valori, la cristianità, quello che cercano di dire e di fare anche le associazioni di volontariato. Siamo un presepe buono, ognuno con un ruolo, ognuno che cerca di aiutare, di arrivare a questa capanna che si allontana sempre più da noi. E questa sera la dimostrazione è che finalmente le associazioni si sono unite. Eravamo più di 30 associazioni, tutte quante hanno parlato, hanno espresso il desiderio di ritrovarci e di portare avanti, riflettendo questi valori che sono i nostri valori cristiani. Ecco, Gino Cecchettin è uscito per la prima volta di fatto dopo, come ha chiamato lui, tutto il cancan mediatico. Come sei riuscito a portarlo qua a Treviso? Semplicemente dicendo del presepe per sua figlia, per Giulia. Abbiamo cercato di trasmettere questo valore. Io non sapevo che Giulia amava i presepi, l'ho saputo questa sera, eppure c'era qualcosa che mi diceva che dovevamo fare questo, grazie a questo splendido preseparo che abbiamo, Guido Cortese di Tiene, che ha realizzato questa opera magnifica in ricordo di Giulia, per far capire l'importanza dei valori, perché Giulia credeva nei valori. Questi valori forse
sono stati questi che l'hanno uccisa. Ecco, proprio per questo sentiamo un passaggio di Gino Cecchettin, che non ha voluto rilasciare interviste ma ha parlato qui a tutte le associazioni. Sentiamolo, poi torniamo qui a Villa Margherita. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi storia ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire, di accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio anche dalla loro esperienza, ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo, Giulia, ma ormai il presepe è un qualcosa di fuori tempo, no? Ricordo, perché li vuoi vedere? Ah, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, che fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Ok. Aspetta. Eccoci qua, allora siamo tornati in diretta qui, avete visto il presepe e siamo con l'autore di questo presepe. Vuoi presentarlo? Guido Cortese, di Tiene, eccezionale, meraviglioso, appassionato, ma soprattutto che ha fatto capire i valori del presepio, della cristianità, i valori che aveva Giulia, che questa sera Guido abbiamo scoperto che Giulia amava i presepi, noi non lo sapevamo. Ecco, non lo sapevo anch'io. In una parola, il senso di questo presepe? Cioè, vuole rappresentare la povertà della capanna e la ricchezza della piazza, del commercio, degli affari e tutto quanto, insomma. Ecco, abbiamo ancora un secondo per dire, Mirella, ma questo presepe è visitabile? Il sabato e la domenica, tutti i fine settimana, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Sabato e domenica saremo aperti anche il giorno di San Stefano, il primo dell'anno. Chi vorrà venire a dare un saluto alla Giulia che vedete qua, abbiamo tutta questa meraviglia di piazza di Sala Nobile tappezzata delle foto di Giulia con questo enorme presepe che ripropone proprio i valori che aveva Giulia. Grazie, io restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, grazie Nicoletta Rizzetto, grazie ai vostri ospiti, alla nostra Mirella come sempre. E un altro gesto simbolico lo compirà il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che celebrerà la messa della vigilia di Natale alla stazione dei Pullman di Lungo Sile Mattei. Lo farà dalle 18:30 per celebrare appunto la messa in una delle aree della città in cui maggiormente si concentrano situazioni di marginalità e piccola criminalità. La decisione, ha fatto sapere la diocesi, per ribadire la vicinanza ai soggetti più svantaggiati ed emarginati. La funzione sarà concelebrata da Don Matteo Volpato, parroco di alcune frazioni, assistente della cooperativa sociale CEIS, alla quale si deve la gestione di varie strutture di accoglienza. Alla cerimonia saranno presenti anche i vertici della Caritas Tarvisina e della comunità di Sant'Egidio. Su questa notizia noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in diretta da studio, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Prima di riprendere con i servizi vi leggo un'agenzia battuta da poco, perché dovete sapere che nel Veneziano e nel Mestrino si è avvertito nel pomeriggio un fortissimo boato, un botto che è stato sentito in un'ampia area e ha mandato in tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto decine e decine di chiamate. Ecco, quel botto è stato provocato da un caccia, un Eurofighter del 51esimo stormo dell'aeronautica militare di stanza a Istrana durante una missione di volo pianificata che ha superato la barriera del suono generando un cosiddetto bang sonico. La conferma è giunta stasera con una nota ufficiale diffusa dagli uffici della stessa base. Ecco dunque la conferma di quello che già si pensava. Ora andiamo allo sciopero dei medici, perché dopo quello del 5 dicembre oggi altre sigle sindacali di medici e veterinari hanno proclamato 24 ore di mobilitazione che hanno avuto delle conseguenze anche nella Marca. La salute non è una merce e ancora manovra contromano, muore travolto il Servizio Sanitario Nazionale. Sono alcuni degli slogan dello sciopero di 24 ore proclamato da AORI, EMAC, FASSID, FVM, Federazione Veterinaria Medici e CISL Medici. Uno sciopero indispensabile per dare un messaggio chiaro alla politica di governo, dicono i sindacati. Il servizio sanitario ha bisogno di aiuto. La legge di bilancio non aiuta affatto, continuano. Lo sciopero è l'estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito dal personale pubblico. Nella Marca adesione attorno al 35%, con un'alta percentuale tra gli anestesisti. La mobilitazione ha avuto ovviamente ripercussioni sugli ospedali, soprattutto per quanto riguarda l'attività chirurgica programmata. Lo sciopero di oggi ha avuto un impatto importante perché sostanzialmente sono saltate 18-20 sedute operatorie e chiaramente tranquillizziamo i cittadini perché verranno ovviamente riprese e il cittadino che doveva fare intervento oggi verrà sicuramente richiamato per fare intervento nel giro di poco tempo, di questi giorni, e comunque abbiamo avuto un'adesione maggiore da quello che vedo rispetto allo sciopero precedente. E tornerà il 21 dicembre alle 20 al Teatro Comunale di Treviso il tradizionale concerto di Natale organizzato dall'Associazione Per Mio Figlio Onlus, destinato a raccogliere fondi per i bambini della pediatria. I bimbi che cantano per i bimbi malati. Torna il concerto di Natale organizzato dall'Associazione Per Mio Figlio, che dopo i 180.000 euro raccolti l'anno scorso per la Stanza dei Sogni, ora punta alla realizzazione di un altro progetto molto importante per la pediatria dell'ospedale di Treviso, un polo per l'endoscopia pediatrica nella nuova cittadella della salute. Il progetto prevede quindi di portare l'endoscopia vicino alla piastra degli adulti, in maniera di poter collaborare con i gastroenterologi dell'adulto, con strumenti e con una struttura abbellita in maniera che sia a misura di bambino. Un progetto che prevede anche un'implementazione del personale. Ci saranno per un anno un pediatra e un chirurgo pediatra faranno una formazione specifica per l'endoscopia pediatrica che potrà essere fatto quindi in una struttura a misura dei bambini, con strumenti adeguati, con personale formato e anche e soprattutto sempre in sedazione profonda, chiaramente con bambini che dormono. L'Associazione Per Mio Figlio da 26 anni è attiva sul territorio e promuove iniziative per la raccolta fondi destinati a progetti per i bimbi ricoverati. Il nuovo progetto verrà avviato con il concerto di Natale al Teatro Comunale. Quest'anno invece abbiamo le voci bianche del Teatro La Scala. Credo che siamo arrivati ai vertici ormai nazionali, non solo nazionali, di quelli che sono i cori delle voci bianche e dei bambini che cantano per i bambini insieme ai nostri ragazzi del Manzato. Quindi questo sodalizio c'è anche quest'anno e sarà sicuramente una grandissima emozione. L'economia adesso col bilancio proprio dell'impatto economico sul territorio a 15 anni dall'apertura dell'outlet di Noventa, che in Veneto rappresenta lo 0,2 del PIL. Incide per il 5% sull'economia del territorio di Noventa di Piave e dei comuni limitrofi del Veneto orientale l'attività del designer outlet. A 15 anni dalla sua apertura è stato stilato il bilancio dell'impatto economico che questa realtà commerciale ha nel contesto in cui è inserita. Il dato sull'impatto economico del sistema economico locale, della provincia e della regione, che arriva ad essere lo 0,2% di quello che possiamo definire il PIL della regione. C'è un impatto sull'occupazione perché abbiamo
un numero di occupati che arrivano a superare le 2200 unità, ed è un dato in crescita anche rispetto al 2019. C'è un tema turismo, perché ci vede una destinazione preferita all'interno del territorio di riferimento, ma anche all'interno della provincia e della regione, perché più di 6 persone che pernottano all'interno della regione vengono poi a visitare il nostro centro. 117 milioni l'indotto economico nel territorio, 274 a livello regionale. Un imponente afflusso di visitatori e turisti con numeri del tutto anomali per un piccolo centro dell'entroterra. Pre-Covid parliamo più di 5 milioni di visitatori l'anno, oggi siamo sui 3,5. E stiamo parlando anche di fuori dal casello autostradale, dove ci sono 11 milioni di macchine che transitano ogni anno proprio attraverso e per passare per Noventa, per sicuramente andare anche alle spiagge, ma sicuramente andare anche a visitare il nostro outlet. Struttura commerciale che ha dunque un importante indotto anche all'esterno, generato innanzitutto dai visitatori internazionali che pesano per il 40% sul fatturato dell'outlet. Se voi venite nei ristoranti di Noventa di Piave in centro, ci sono i menù in inglese, troverete che più di qualche sera troverete molti clienti stranieri e questa è una nota un po' particolare per un comune dell'entroterra come il nostro. E dopo anche noi stiamo pensando di aprire qui proprio con un punto qui all'interno dell'outlet un centro di promozione turistica, perché abbiamo anche tutta la parte culturale che grazie a questa affluenza di visitatori vorremmo sviluppare e quindi usare l'outlet anche come viatico per conoscere il nostro territorio. E ora è venuto il momento delle notizie dal Bellunese. Andiamo alla tragedia sul lavoro che purtroppo si è verificata, l'ennesima di questo 2023. Lo scenario è il piazzale di una fabbrica in fase di trasferimento, la Intersox, che dalla zona industriale di Alpago sta spostando i propri macchinari nella nuova sede di Vittorio Veneto. È lì che durante il caricamento su un autocarro di un pesante aspiratore il mezzo si è sganciato, travolgendo un operaio di 57 anni, Zelico Manarin, italo-croato, da anni residente a Ponte nelle Alpi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi del personale sanitario del SUEM 118, intervenuti col personale dello Spisali, carabinieri di Ponte nelle Alpi, che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica di questo infortunio mortale. Scosso il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, che ricorda la vittima come una persona buona ed educata, un gran lavoratore ben inserito, così ci ha detto, nella comunità. Purtroppo l'ennesima vittima. Rivive la struttura ospedaliera di Lamon, giornata importante quella di oggi per tutta la comunità. Vediamo perché. Quando 30 anni fa si decise di sostituire l'ospedale generalista di Lamon con un centro di riabilitazione, si scatenò un putiferio. Non fosse stata fatta quella scelta lungimirante, oggi probabilmente si parlerebbe d'altro e certamente non di una struttura che si prepara a spiccare il volo nel panorama della sanità del Veneto. Questa mattina il taglio del nastro del rinnovato centro di riabilitazione di Lamon è stato perciò più di una semplice cerimonia. Per noi questo è un presidio molto importante, un presidio in una provincia dove abbiamo il più alto indice di vecchiaia, il più alto indice di indipendenza, quindi abbiamo bisogno di essere vicini alle nostre persone. 5,6 milioni di euro l'investimento complessivo, 4 di questi garantiti dai fondi del Comune di Confine e la restante parte dalla Regione del Veneto per lavori avviati a giugno 2021 grazie all'impegno dell'allora direttrice generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro, che oggi è stata ricordata con affetto e a cui è stato dedicato un lungo applauso. Un ottimo lavoro di squadra istituzionale e aziendale, ha detto il commissario Giuseppe Del Ben. Veramente un bel lavoro di squadra che mi fa sottolineare questo spirito, questo orgoglio bellunese che c'è qua. E in attesa naturalmente di ricevere i pazienti che sono stati trasferiti a Feltre, avete garantito che i pazienti rientreranno a gennaio? Sì, a gennaio rientrano i pazienti, stiamo attendendo le ultime certificazioni, poter organizzare per metà gennaio, questa è la mia idea, il trasferimento da Feltre dei pazienti per noi è importante. 70 posti letto per la riabilitazione multidisciplinare e 7 per la riabilitazione territoriale, un bacino di utenza che varca i confini provinciali e si estende al vicino Trentino Alto Adige, un centro
prelievi e servizi fondamentali per chi vive in montagna. Un investimento importante ma anche un presidio importante, ricordiamolo, che è stato fortemente voluto anche nelle ultime schede del 2019 come centro riabilitativo aziendale dell'azienda US Dolomiti, ma non solo, perché insomma sappiamo che ospita anche pazienti che vengono da altre aziende sanitarie. È una sanità che è ancora centrale in montagna, un investimento importante di oltre 7 milioni di euro, ma soprattutto ricordiamolo, questo sarà un centro di riferimento per la riabilitazione sul quale investiremo almeno 4 milioni di euro all'anno. E poi c'è un altro ambizioso progetto, quello di trasformare Belluno nella futura scuola del personale sanitario. I fondi ci sono e sono quelli della cassaforte del Fondo dei Comuni di Confine. L'iter, pur complicato, è decisamente alla portata della Regione. Belluno può ambire a diventare la futura scuola del personale sanitario perché l'organizzazione dell'ULS 1, la professionalità e le dotazioni per la diagnostica sono decisamente all'avanguardia in svariati campi della medicina, ma per trattenere i medici servono alloggi e a Feltre è stato individuato un grande contenitore a 40 metri dall'ospedale. Siamo disposti a mettere una grossa cifra. Vorremmo che la Regione del Veneto, attraverso gli ATER e chiaramente in questo caso l'assessore Cristiano Corazzari, desse la disponibilità per affrontare questa questione. Sarebbe il massimo. A margine dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Lamone, il presidente del Fondo dei Comuni di Confine, Dario Bonda, ha fatto la sua proposta al presidente Zaia, che non può prescindere dal contributo che Belluno può dare alla formazione dei nuovi o dei futuri medici. La nomina del dottor Dalbenna, commissario dell'ULS Dolomiti, ha detto Zaia, va nella direzione di portare nelle strutture sanitarie bellunesi specializzanti in una provincia nella quale dal 2010 ad oggi la Regione ha investito, rimodulato servizi senza chiudere nulla. La ristrutturazione dell'ospedale di Lamona è simbolo di questo modus operandi. Investire sull'ospedale, ha affermato il sindaco Loris Maccagnan, è investire sulla comunità che ha visto esauditi desideri e aspirazioni oggi rigenerati. È un investimento sull'eccellenza, sulla capacità di attrarre personale qualificato, di formarne, di avere un nome importante e di poi rimanere all'altezza di quel nome, come ospedale e come comunità, perché le due cose davvero convivono su tutto. Il bellunese non è esente dall'attacco hacker in corso da parte di hacker russi che, lo vedete dal sito dell'ANSA, hanno sferato un massiccio attacco a enti pubblici italiani, alla pubblica amministrazione. Ecco, tra gli enti colpiti nella lista diffusa c'è anche l'ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sotto attacco appunto degli hacker russi, e vedremo come procederà e si risolverà questa vicenda. Andiamo alla cronaca adesso con Vitadura per malviventi e malintenzionati nel Feltrino, area che nelle ultime settimane è stata bersaglio di numerosi colpi. I carabinieri hanno proseguito anche ieri controlli straordinari del territorio avviati nel weekend. Siamo sul territorio con attività di prevenzione e controllo, in particolare ci sono decine di pattuglie, più di 40 uomini dispiegati nel territorio del Feltrino, con posti di controllo nella viabilità primaria e secondaria. La buona notizia è che l'ondata di furti nel Feltrino ha subito, e per fortuna, una battuta d'arresto grazie anche al dispositivo straordinario di controllo dell'area che i carabinieri hanno attuato in diverse zone della provincia al confine tra Vicenza e Treviso. Ieri sera sono state controllate oltre 600 autovetture dai militari impiegati nei posti di controllo, con rinforzi dedicati proprio ai servizi di prevenzione. Il traffico è stato monitorato con grande attenzione. Alcuni veicoli fermati ai controlli sono stati ispezionati dai carabinieri, che hanno identificato persone che non avevano un collegamento col territorio bellunese e che fortunatamente all'esito degli accertamenti non sono stati trovati con oggetti o materiale sospetto a bordo, commenta il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Pigozzo. Ottima la collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato persone e veicoli sospetti, verificati prontamente dalle pattuglie dislocate anche in zone non proprio di passaggio. La prevenzione ha valore se si traduce in un gioco di squadra e può fare la differenza, afferma il comandante Pigozzo. Non abbiate timore a contattarci, ed è importante sapere che ci siamo e che continueremo anche nei prossimi giorni, come lo abbiamo fatto nelle scorse settimane, a effettuare attività di controllo e prevenzione in diverse aree della nostra giurisdizione per garantire la sicurezza ai nostri concittadini. Importante adottare ogni misura di autotutela per evitare di lasciare campo libero ai malviventi e quindi chiudere sempre a chiave la porta di casa, mantenere una buona illuminazione, attivare l'allarme se installato, non dimenticare finestre aperte.
E siamo adesso ai vostri presepi e dunque torna al convento dei padri carmelitani di Treviso la tradizionale rassegna di presepi dal mondo con alcune novità. Io ho girato un po' l'Italia, facevo il presepio parrocchiale, per esempio anche in convento, poi andando a Brescia ho imparato il presepio prospettico che si chiama diorama, non soltanto natività ma molte scene con la vita di Gesù. C'è anche una novità quest'anno nella rassegna dei presepi, qual è, padre? Abbiamo 2 bassorilievi in marmo di Carrara, presepi della Cecoslovacchia, presepi del mondo. È stata inaugurata l'8 dicembre per favorire le scuole, le mamme, scuole materne, sono già venute 8 classi elementari e scuola materna fino all'8-10 gennaio. Io so per esperienza che pur avendo presepi di 2 o 3 anni fa uguali, sono venuti, mettiamo, anche 15.000. Treviso provincia ne ha 300-400.000, ne aspetto più di 100.000. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. I telegiornali naturalmente tornano domani, vi auguro una buona serata. Adesso come sempre le previsioni del tempo, arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al Meteo. Alta pressione prevalente. Anche la giornata di martedì 19 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, ben soleggiato un po' ovunque, specie sui rilievi, mentre in pianura e nelle valli potrà esserci l'insidia di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Questo sarà sinonimo di pessima qualità dell'aria anche a causa dello smog. Vediamo le temperature che saranno stazionarie, minime tra 0 e 2 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno, su bassa pianura e costa possibile qualche banco di nebbia. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Splenderà il sole, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.